Ciao Enrico, il web imperversa di frutta realistica. Ce la fai una pizza realistica a tema pasquale? Veramente state impazzendo con questa frutta realistica. La pizza è pizza, o dolce è dolce e la frutta è frutta. A Pasqua mangiatevi una bella pastiera. La pastiera? Realistico? E certo che te la faccio! E vieni a pensare a me, andiamo a stendere il disco di pasta sottile e sapote senza cornicione, alla base una delicatissima crema di ricotta, proprio come si mette nella pastiera, e poi un cubettato di provola d'algerola e un cubettato di salame Napoli. Guagliù, a questo punto un pizzico di pepe e poi il secondo disco di pasta sottile, pure questo senza cornicione, da quale ricaviamo le 7 strisce, mi raccomando, come la nostra tradizione vuole, 7 strisce, e poi ritagliamo tutti intorno la pasta in eccesso, un filo d'extravergine e hopla, in forno, cottura lenta, docile e mai aggressiva. La pastiera realistica è pronta e va sfornata, ma va pure completata, formaggio e basilico insieme. E poi che pastiera sarebbe senza limone? Un filo d'olio ancora? Guagliù, guardate quanto è bello, guardate che spettacolo, semplice ed efficace. Replicate, ma non imitate, perché pure una pastiera realistica sa da saper fare.